Le ore di cassa integrazione nell'ultimo trimestre del 2018 sono tornate a crescere in Veneto per la prima volta da anni. La recessione certificata dagli ultimi dati Istat non è stata una sorpresa per i segretari dei 3 sindacati confederali. Veneto Lavoro ci dice che l'ultimo trimestre del 2018 in Veneto abbiamo perso 60.000 posti di lavoro. Quindi ci sono tutti gli avvertimenti e i segnali per capire che andiamo verso un momento, una stagione di grandi difficoltà. Una crisi che, secondo le previsioni di CGIL, CISL e UIL, in Veneto colpirà più duramente che altrove, vista la particolare esposizione della nostra economia alla congiuntura internazionale. Noi siamo preoccupati per quello che ci aspetta nei prossimi mesi, perché il rallentamento internazionale peserà sull'export e noi siamo una regione manifatturiera, quindi rischiamo che anche il rallentamento tedesco vada a influire sulla nostra capacità delle nostre imprese di esportare. L'economia veneta, sostengono i sindacati, non potrà essere risollevata da provvedimenti come il reddito di cittadinanza o quota 100. L'unica leva utile a invertire la tendenza sarebbe sostenere il lavoro con un piano di investimenti pubblici, a partire da infrastrutture come l'alta velocità Brescia-Padova. Mancano gli investimenti per far sì che ci sia una ripresa nel nostro Paese, mancano gli investimenti sulle opere pubbliche, c'è confusione all'interno del governo, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, lo scontro che sta avvenendo poi a livello europeo non aiuterà senz'altro il nostro Paese. Richieste che i sindacati porteranno a Roma nella manifestazione nazionale del 9 febbraio.